stato un 2025 positivo per i soci del consorzio della Casatella Trevigiana DOP. Andiamo a sentire le parole dei protagonisti dopo l'assemblea sociale. Diciamo che come valori del latte sicuramente sì, è stato un anno meraviglioso di cui il mercato ha risposto e anche la parte produttiva è stata buona da parte dei produttori, non altrettanto da parte dei consumatori. Il consumo verso fine anno ha cominciato a far pesare quelli che erano i prezzi e si è visto una diminuzione dei consumi. 2026 partito sicuramente con un altro passo. Diciamo che i nostri padri fondatori, che bisogna dire che si sono messi da Bruno Bernardi a Mario Innocente e chi li ha aiutati in quel momento, la prospettiva proprio era quella di riuscire a fare un prodotto trevigiano, sostanzialmente Casatella Trevigiana, un prodotto fatto in casa, perché guardate che finita la seconda guerra mondiale non c'era luce nelle nostre campagne, poca, e dovevano fare ancora quel poco latte che c'era, farlo manualmente, trasformarlo manualmente, e da lì è partita questa casatella che poi invece nel 2018, ma 10 anni prima, sono partiti per tutto l'iter per poterla avere DOP, perché la DOP non è che venga in un giorno. Noi ci abbiamo impiegato 10 anni per arrivare a questo. Nel 2018 finalmente è arrivata la DOP dall'Europa, è un prodotto trevigiano in teoria, gli allevamenti in provincia di Treviso, i foraggi la maggior parte in provincia di Treviso, i caseifici in provincia di Treviso, e naturalmente un prodotto molto locale che stiamo portando in giro, stiamo facendo conoscere anche esternamente con non tanta facilità, perché è un prodotto che è molto migliore ma simile allo stracchino, e di conseguenza qualcuno dice ma lo stracchino, la Casatella, no, non è la stessa cosa. Casatella è un disciplinare che la difende e che è sempre fatta uguale, mentre che lo stracchino è un prodotto che viene arricchito di panna e di altri prodotti. Questa è la grande la differenza che fa la Casatella Trevigiana in questo momento. Infatti chi la assaggia poi non la abbandona più. È un esempio di fare squadra, è una delle 7 DOP importanti del Veneto, è una delle 7 DOP che in qualche maniera dobbiamo rappresentare anche a livello nazionale, anche nelle aste per i prodotti per indigenti. Deve in qualche maniera entrare nel paniere nazionale dei prodotti, come lo è il grana padano, il parmigiano reggiano o il formaggio pecorino romano. Sono passaggi fondamentali, importanti, in un momento difficile, perché insomma, la guerra eravamo già un po' in difficoltà prima, ma la guerra ha creato quel gap di aumento di costi, quella perdita di futuro degli investimenti che si vede, che in qualche maniera all'assessore preoccupa. Ecco, i primi segnali di distensione che stanno arrivando mi danno forza, ma bisogna essere vicini al mondo dell'agricoltura in questo momento particolare. Non possiamo, guarda, io te lo dico proprio in maniera anche quasi dialettale, sono presente anche nelle micro iniziative, perché in questo momento serve una faccia che dica delle cose, che prenda degli appunti, che dia delle risposte, e in qualche maniera che non prometta, ma che in qualche maniera dia garanzia come sistema, come Stato, come Regione, come enti locali. È una delle eccellenze del territorio, lavoriamo per quello. Noi siamo orgogliosi del fatto che la provincia di Treviso, il Veneto, esprime la qualità che nessuno come noi ci è riconosciuta dal consumatore, perché effettivamente sempre di più si percepisce il fatto che la Casatella comincia a essere conosciuta. È una DOP che è stata la prima pasta molle a livello nazionale, quindi ci dà la soddisfazione di pensare che siamo comunque sempre i primi nella ricerca della novità, nella ricerca della qualità e nella ricerca della vicinanza al consumatore e alla sicurezza alimentare.
Quest'anno 2025 è stato un anno importante sia per il settore lattiero-caseario per quanto riguarda la produzione del latte, sia per la trasformazione e anche per i consumi, possiamo dire, da questo punto di vista. Quindi tutto quanto il comparto ha avuto delle soddisfazioni che penso possano rimanere nella storia. Mi auguro che queste possano continuare, però i primi mesi abbiamo un po' di difficoltà. Per quanto riguarda la casatella trevigiana abbiamo mantenuto le 500.000 forme fra grandi e piccole realizzate nell'anno scorso e possiamo dire che abbiamo incontrato anche dei consumatori nuovi nel percorso e questo ci fa ben sperare per il futuro. Camera di Commercio Treviso Belluno, perché sappiamo appunto che la Camera di Commercio è stata fusa alcuni anni fa e quindi abbiamo un unico ente. E abbiamo creduto e continuiamo a credere sulla casatella DOP trevigiana. È giusto che la Camera di Commercio sia sempre a fianco alle imprese, in modo particolare al Consorzio di Promozione della Casatella, che è questo formaggio a pasta mole che è un po' unico e dobbiamo cercare di incentivarne anche il consumo, oltre che alla promozione e alla tutela di questo prodotto. Ho fatto il plauso al Consorzio perché ha iniziato un'iniziativa che secondo me è straordinaria, quella di veicolare questo prodotto anche tramite la ristorazione, tramite gli agriturismi, tramite le Proloco, perché credo che sia il modo giusto per far conoscere capillarmente un prodotto che ancora oggi non è magari riconosciuto e non ha il valore che deve avere, perché è un prodotto della nostra terra, è una DOP, quindi c'è una certificazione, c'è tutto un iter a monte di questo prodotto e non va confuso con prodotti magari che sono molto blasonati ma che però non provengono dal territorio, non sono fatti con latte nostro e vengono veicolati nella grande distribuzione in modo massivo.